Eccoci qui amici di Matto Scacco, ancora con un'altra nuova comunicazione importante. Allora, avete visto in questi giorni c'è fermento, vi ho appena presentato qualche giorno fa il maestro Fide Alessio Boraso che sta facendo dei video che sono molto felice che vi piacciono, sta commentando partite, giocate live, eccetera, eccetera. Oggi sono qui per presentarvi un altro collaboratore, non so se ve l'ho già detto, ma la mia idea per Matto Scacco è quello di trasformarlo un giorno in un canale TV, ora che sia proprio in TV o no, ma l'idea è di trovare un canale dove tu giri, a posto magari di Rai 1 dove fanno le solite cavolate, tu giri e c'hai scacchi H24, torni a casa alle 2 del pomeriggio, metti lì, sei sicuro che ti vedi scacchi. Torni a casa alle 11 di sera, vai lì e sei sicuro che c'è qualcuno che sta parlando di scacchi, ti sta spiegando qualcosa di scacchi, sta commentando una partita di scacchi, insomma, questo sono le mie ambizioni per questo canale, ma ci arriviamo ragazzi, pian piano ci prendiamo il mondo. Ok, basta cavolate. Oggi voglio presentarvi il nuovo collaboratore, il maestro Fide, un altro maestro, Nicolò Napoli. È già stato con noi, ho già avuto l'onore di intervistarlo su questo canale, se fate una ricerca lo troverete, ma si presenterà benissimo da solo con questo suo primo video dei tanti. Andiamo! Buon pomeriggio a tutti, sono il maestro Fide Niccolò Napoli e oggi vedremo insieme una partita molto interessante giocata qualche settimana fa. Siamo in Norvegia, tornano gli scacchi giocati dal vivo e il giocatore con il bianco è un fortissimo e molto tattico grande maestro polacco di nome Duda e il suo avversario è un ancora più giovane grande maestro di nome Alireza Firuza. Ok, vediamo un po' com'è andata la partita. E c'è da dire che in questo torneo, dopo tantissimi tornei, dopo tantissime partite giocate, torna una posizione molto interessante, quindi 4C6, l'apertura a Caro-Kann, un'apertura che in questo torneo è stata introdotta e giocata tutte le volte che il bianco ha giocato a 4 da Alireza Firuza. Quindi Firuza con il nero gioca a C6 e adesso vediamo un po' come prosegue la partita. Qual è l'idea di giocare a C6 D5? È vero che solitamente un giocatore dovrebbe cercare immediatamente di conquistare il centro e quindi le aperture che non controllano il centro immediatamente potrebbe darsi che possano creare degli svantaggi. In realtà l'apertura Caro-Kann, quindi quando il nero gioca a C6 la prima mossa e D5 la seconda, ha semplicemente l'idea di conquistare e aggredire il centro del bianco un po' più avanti. Esistono diverse risposte qui, ad esempio 5, cavallo C3, cavallo D2, F3, quindi tutte mosse che in un qualche modo hanno a che fare col pedone 4. Questo pedone in questo momento non è difeso da nessuno, il bianco dovrà difenderlo o eventualmente spostarlo in avanti. Ok, in partita no, il bianco ha deciso di difenderlo e qui c'è un seguito forzato che poi fa parte di quella famosa teoria dell'apertura carotana. Quindi pedone per e4, il cavallo ricattura il pedone e qui il nero ha diverse possibilità, o meglio, principalmente ne ha tre. Una è mettere l'alfiere qui attaccando immediatamente il cavallo, con la stessa idea di attaccare il cavallo del bianco, che in questo momento nel difeso esiste una mossa come cavallo F6, che chiaramente dopo un possibile cambio altera la struttura pedonale del nero, e quindi poi lì bisogna un po' vedere come il nero dovrà organizzare il suo sviluppo. Altrimenti un'altra mossa che ultimamente è un po' di moda, questa qui, cavallo di 7. Qual è l'idea? La successiva giocare a cavallo F6 e dopo un eventuale cambio io da nero non rovino la mia struttura pedonale perché riprenderò di cavallo. Ok, in partita hanno giocato la linea che potremmo considerare un po' la principale. Adesso iniziano una serie di mosse forzate perché io attacco un cavallo e questo cavallo lo dovremmo spostare. Per quale motivo? Se decidessimo di difendere il cavallo eventualmente con l'alfiere, in questo momento perdiamo il contatto tra la regina e il nostro pedone centrale e quindi il nero semplicemente potrebbe catturare. Quindi il nero cattura questo pedone, ringrazia il bianco per il sacrificio momentaneo per questo pedone regalato che effettivamente non dà nessun compenso immediato e allora tornando qualche mossa indietro non c'è altro da fare che spostare il cavallo, quindi questo cavallo lo portiamo indietro, attacco nuovamente l'alfiere si sposta e qui il bianco già inizia a creare delle minacce giocando una mossa molto furba come H4. Qual è l'idea? Io gioco H4 perché voglio giocare H5 e intrappolare questo alfiere. E allora il nero che fa? Gioca H6 per dare una via di fuga al proprio alfiere. E molte volte, quando il nostro avversario magari porta un pedone laterale in avanti, la mossa più naturale quale potrebbe sembrare? Bloccarlo anche noi con un pedone, in modo che questo pedone H4 in questo momento non possa andare avanti. Qual è il problema? Il problema è che
Il pedone del nero in H5 è bloccato su casa bianca e io nel giro di qualche mossa riuscirò a catturarlo. E in che modo? Metterò senz'altro un alfiere in E2 che punta in H5 con l'aiuto della regina che, sommato al cavallo e un'eventuale manovra di cavallo G1 che va in H3, poi da lì salto verso il centro, porto un altro attaccante contro H5, bene, disastro, quel pedone H5 sicuramente sarà perso. E allora il nero non ha di meglio che giocare questa spinta di pedone. Quindi il bianco gioca una mossa di sviluppo, siamo in apertura, quindi non dobbiamo fare altro che sviluppare i pezzi e cercare di dare un senso a tutti i nostri pezzi. Il cavallo in F3 si trova in una posizione abbastanza bella. Per quale motivo? Voglio saltare al centro e da lì, se posso, dar fastidio a questo alfiere. Quindi il nero gioca a cavallo di 7, mossa fondamentale per evitare che il gioco del bianco, il piano di mettere un fortissimo cavallo al centro, sia così facile, sia così semplice da realizzare, e allora il cavallo di 7 evita questa idea. Quindi il bianco continua a prendere spazio contro quell'alfiere, l'alfiere si nasconde in H7 e il bianco propone il cambio dell'alfiere. Per quale motivo? Allora, quest'alfiere in H7 è realmente l'unico pezzo del nero che in questo momento è attivo. Perché? Perché sta giocando su una diagonale abbastanza lunga. Non è la diagonale più lunga perché chiaramente all'interno della scacchiera abbiamo soltanto due diagonali che sono più lunghe delle altre, sono quelle che nelle quali cercheremo di mettere un alfiere in fianchetto, ossia questa diagonale per le caselle nere e quest'altra per le caselle bianche. Dopodiché ci sono diagonali che chiaramente sono abbastanza lunghe, ma non come quelle maggiori. E l'alfiere in H7 è sicuramente il pezzo più forte del nero, quindi alfiere di 3 cosa vuole fare? Cambiare il pezzo più forte. E una definizione molto interessante che spesso mi fa sorridere è cercare di vedere gli scacchi come un gioco di fastidi. Mi spiego meglio. Io cerco di creare un fastidio al mio avversario e lui cercherà di fare lo stesso. Questo alfiere è così forte che io cercherò di cambiarlo. Per quale motivo? Per rendere più fastidioso lo sviluppo del mio avversario. Quindi alfiere per dita. La regina ricattura, il pedone va in avanti e a questo punto da bianco dobbiamo un po' decidere come sviluppare i nostri pezzi. È molto interessante fare questa considerazione, dato che io ho portato il mio pedone fino a H5, con molta probabilità, se roccherò corto, mi manca qualcosa perché mi mancherà un pedone che in H2 comunque sia, insieme all'aiuto degli altri pedoni, possa reggere la mia difesa. Quindi devo fare attenzione sempre a muovere i pedoni dell'arrocco e se per qualche motivo, per qualche decisione che ho effettuato durante l'apertura ho mosso uno dei pedoni dell'arrocco e allora lì farò una considerazione pratica per vedere se mi converrà arroccare corto o arroccare lungo. Dato che non ho mosso pedoni del lato di regina, quindi potenzialmente del mio arrocco lungo, il bianco decide di arroccare lungo. E per farlo deve sviluppare questo alfiere. Anche qui vi dico che c'è un dettaglio, perché questo alfiere è chiaro, io lo metto in F4, ho una posizione fortissima, comunque porto un pezzo vicino al centro, e vi dico che se il nero con questa mossa, dopo questa mossa non gioca nel modo migliore, rischia di andare a stare subito peggio. Immaginiamo uno sviluppo qualsiasi, quindi il cavallo si sviluppa in F6, io rocco lungo che era il mio piano iniziale, e non so, l'alfiere va in E7 e una mossa molto tematica potrebbe essere spostare il re in B1. A che cosa serve? Beh, quando io rocco lungo il pedone A2 è sempre il pedone più debole, quindi per evitare fastidi, per evitare minacce, molte volte dopo che rocco lungo devo cercare di controllare tutti i miei pedoni e tutte le possibili case d'ingresso del mio avversario e allora a questo punto una mossa come RB1 potrebbe essere utile. Che altri piani? Va bene, io potrei portare un cavallo al centro, da qui iniziare a impostare un po' la mia strategia. E come sappiamo, o comunque come dovreste sapere, dopo l'apertura è molto importante, diventa fondamentale portare i pezzi verso il centro. Quindi una mossa come cavallo E5 vuol dire che io ho migliorato la posizione del mio cavallo e comunque un cavallo al centro non può che star bene. Per evitare che il bianco abbia uno sviluppo molto facile, il nero qui ha a disposizione una mossa molto furba. Questo scacco. Qual è l'idea? Diciamo che se io mi difendessi da bianco
con questa mossa di pedone, io da nero ho conquistato un'idea. Qual è l'idea? L'idea che il re del bianco non potrà roccare lungo, perché io faccio una mossa qualsiasi, lui rocca lungo e arriva chiaramente alla cattura del pedone 2. Quindi da nero ho ottenuto un successo. Se invece questa alfiere tornasse indietro, io a questo punto ricolloco la regina o in B6 o eventualmente in C7. E in C7 è sempre una mossa un po' più furba, per quale motivo? Perché nella Caro-Kann noi dobbiamo sempre cercare di reagire al centro attraverso le spinte del pedone C, quindi di cercare di fare questa spinta in C5, eventualmente questa spinta in E5. Quindi con una regina in B6 ovviamente sono in grado di preparare la spinta in C5, con la regina in C7, chi lo sa, forse in futuro sarò in grado di preparare questa spinta in E5. Ok, allora tornando indietro, la partita è proseguita così, quindi il bianco ha deciso immediatamente di mettere un alfiere in D2 e ovviamente il nero non avrà più questa possibilità. Nella Caro-Kann è importante cercare di aver chiaro quando dobbiamo arroccare corto o quando dobbiamo arroccare lungo con il nero. Diciamo che c'è una sorta di regola che dice questo: se il bianco arrocca lungo, io da nero potrei decidere se arroccare corto o arroccare lungo. Se invece il bianco arrocca corto, probabilmente da nero devo cercare di arroccare corto. In questa partita il nero ha deciso di impostare il gioco in modo molto tattico, molto dinamico. E per cercare di impostare un gioco dinamico, ovviamente non c'è di meglio che arroccare sul lato opposto del mio avversario. Questa situazione si chiama arrocchi eterogenei, arrocchi contrapposti, comunque sia, bisogna soltanto avere chiara una cosa: il giocatore che per primo riuscirà ad attaccare il re avversario, ovviamente avrà un'iniziativa e un gioco molto più facile. E per cercare di attaccarlo, solitamente io cerco di portare i miei pedoni in avanti, lanciare i miei pedoni delle colonne della rocca del mio avversario in avanti per cercare appunto di attaccarmi. In questa situazione vi dico un'altra informazione: questa casella G5 è una casella chiave per l'attacco del bianco. Per quale motivo? Questa casella in realtà adesso si chiama anche punto di contatto. Che cos'è un punto di contatto? Il punto di contatto non è altro che una casella dove io potrei portare un mio pedone, quindi in futuro potrei avanzare il pedone G fino a G5 e nel momento in cui porterò un pedone in questa casella controllata da un pedone dell'arrocco del mio avversario che è stato mosso, inevitabilmente qualsiasi cosa accada si apriranno delle colonne e questo chiaramente aiuterà il mio attacco. Quindi il piano del bianco non è altro che cercare di portare un pedone qui e il nero deve cercare di creare un po' di iniziativa. Ok, la mossa del bianco è abbastanza logica: porto un pedone verso il centro e chissà in futuro voglio iniziare a preparare l'avanzata del pedone G. E il nero quindi ha deciso di reagire. Come reagiamo? C'è un consiglio molto pratico che dice questo: se il mio avversario inizia a prendere spazio verso il lato della scacchiera, io non devo fare altro che reagire al centro. Se invece il mio avversario prende spazio sul lato della scacchiera e io penso soltanto alla difesa, probabilmente perderò. E probabilmente perderò senza aver creato alcuna minaccia, alcun compenso. Quindi a questo punto, dato che il bianco ha svelato un po' il suo piano, che probabilmente è quello di spingere il pedone G, il nero deve reagire al centro e la spinta C5 non è ovviamente la mossa più forte e più pratica. Ok, il bianco prosegue in questo modo, l'alfiere va in E3, il nero cambia al centro togliendo un fortissimo cavallo centrale, tutti i pezzi che occupano le caselle centrali, che ovviamente sono queste qui, migliorano la propria posizione. Quindi se io ho la possibilità di rimuovere un pezzo avversario dalla casella centrale, ben venga, lo faccio e poi vedremo un po' come si svilupperà il gioco. E a questo punto il nero, quindi il giovanissimo giocatore iraniano, ha giocato questa mossa. E chiaramente questa è una mossa molto impegnativa. Per quale motivo? Perché questo pedone B7 non è difeso da nessuno. Quindi le cose sono due. Diciamo che se il nero gioca a cavallo in F6 è perché sa cosa potrebbe verificarsi dopo regina per B7. Se dopo cavallo F6 il bianco, ad esempio, decida di
ritirare la propria regina, magari il nero continuerà la sua strategia. Quindi immagino una mossa come regina 5 sia una mossa molto utile, e a questo punto potrebbe seguire torre C8 e eventualmente chissà torre B8 e portare diciamo il pedone B in avanti in attacco. Direi che il nero comunque qualche idea ce l'avrà perché il bianco non è ancora stato in grado di spingere il pedone G. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. In partita il bianco non si è intimorito da questo pedone regalato, da questo gambetto, e quindi ha semplicemente catturato. E adesso il nero deve dimostrare qual era il suo piano. E nel momento in cui noi abbiamo una colonna aperta, quindi colonne dove non ci sono pedoni, oppure una colonna semiaperta, quindi colonne dove abbiamo soltanto un pedone, portare un pezzo pesante e torre o regina vuol dire che migliora il pezzo pesante. Quindi una mossa come torre B8 sicuramente è una mossa molto logica. E chiaramente in questo momento è anche impegnativa, perché io gioco la torre in B8, quella torre difendeva il pedone in A7, se lui cattura in A7 ho già due pedoni in meno e se non ho un adeguato compenso probabilmente sto correndo dei rischi importanti. E allora il nero ha giocato questa mossa prima. Qual è l'idea? Giocare sempre torre B8, quindi adesso faccio una mossa qualsiasi, magari torre 1. Se fosse questa la posizione di gioco torre B8, se lui si sposta, dato che io sto puntando il re del mio avversario, ma cosa molto importante inchiodando il pedone B2, questa mossa cavallo C3 scacco diventa importante e fondamentale perché il pedone B è inchiodato, io ti do scacco, doppio, mangerò la torre e poi cercherò di attaccare. Quindi in partita hanno giocato cavallo D5 e per evitare che torre B8 possa guadagnare un tempo, il bianco non ha fatto altro che spostare la propria regina. Adesso vado un po' veloce, quindi torre B8 minaccia, voglio fare cavallo C3, alfiere D2, mossa difensiva e chiaramente evita che cavallo C3 sia una mossa così forte. Il cavallo salta in C3, io ti ringrazio, me lo mangio, finito l'attacco, ho un pezzo in più, un pedone in più e va bene così. Il bianco non può essere che soddisfatto di questa posizione. Ovviamente il nero, diciamo, cerca di rendere tutto un po' più complicato e non fa altro che aprire questa diagonale. A cosa può servire questa diagonale? Gli alfieri nelle diagonali più lunghe sono sempre dei pezzi molto forti, quindi io voglio mettere questo alfiere in F6. E allora prendere D4 mi serve per mettere un alfiere in F6. L'alfiere in F6, come vedete da tutte queste fantastiche frecce colorate che sto inserendo all'interno della scacchiera, si coordina insieme alla torre sul punto B2. E quindi già dei pezzi che si stanno coordinando in attacco e questo potrebbe aiutarmi per quanto riguarda il cercare di dare matto al nostro avversario. Non dimentichiamo che l'obiettivo di un giocatore è sempre quello di dare matto al proprio avversario. Quindi più pezzi ho coordinati contro il re del mio avversario, chiaramente più sarà facile. E qui qualcuno potrebbe dire, beh, è vero che tu stai coordinando i pezzi contro B2, però io ti faccio questa mossa, ti do un doppio e ti mangio qualcosa. E purtroppo per il bianco non funziona perché io torre per scacco e se spostassi il re all'angolo c'è un tema di matto molto bello, affascinante, che è semplicemente spostare la torre qui, ad esempio, o comunque sia in qualsiasi casella della colonna, anche torre B6 sarebbe una mossa molto forte, non tanto perché attacco la regina, ma perché sto attaccando il re con questo alfiere. E allora la successiva catturerò la regina. Comunque sia, diciamo che è una posizione in cui io posso creare una scoperta e qualsiasi mossa mi va bene, è chiaramente una mossa da sogno, una posizione fantastica. C'è sicuramente un tema di matto così, torre per, scacco di alfiere, lo dovrà spostare, faccio scacco, lui si sposta, a questo punto sposto la torre, attacco la regina e non c'è altro modo che difendere. E nel momento in cui metto un alfiere in difesa, alfiere per C3, ok, matto fantastico, sono riuscito da nero nel mio obiettivo di attaccare. E allora a questo punto il bianco gioca una mossa difensiva, quindi mette un cavallo tappando, chiudendo la colonna B alla torre avversaria e rendere tutto in modo molto più sicuro. Ok, quindi il nero si prepara adesso a portare altri pezzi in attacco. Chi sono gli altri pezzi? Perché la regina sicuramente ha migliorato la sua posizione perché adesso anche lei interviene
e si coordina con gli altri pezzi verso il lato dove si trova il re del nostro avversario. Quando vogliamo cercare di creare un attacco, devo sempre prendere in considerazione tutte le caselle dove può andare il re del mio avversario. Quindi se io sarò in grado di controllare le caselle a contatto con il re del mio avversario, tipo in questo caso la casella C2, ho migliorato i miei pezzi. Quindi a questo punto porto anche un altro pezzo proprio lì a contatto con il re avversario. Torre C1 è una mossa difensiva e qui facciamo una fotografia della posizione e la domanda potrebbe essere: il nero realmente sta creando un attacco? Probabilmente sì, perché ha 1, 2, 3, 4, 5 pezzi su 5 coordinati tra loro contro il re bianco. Ok, adesso la partita prosegue in questo modo, quindi il cavallo è andato in B6 con un'idea chiaramente facile e semplice, quindi portare un altro attaccante su B2. Coordiniamo tanti pezzi contro il re del mio avversario. Quindi torre 4, cavallo C4 e qui è stata fatta una mossa ovviamente importante. Perché è importante? Perché attacco la regina, dietro c'è la torre e qui come potremmo salvare la qualità in due modi, o mettendo un pezzo nella casella 5 per chiudere questa diagonale, oppure regina B6 che è poi stata la mossa della partita. Regina B6 ovviamente potrebbe anche aiutare il difensore, perché se io ho un pedone in più, quindi ho un piccolo vantaggio materiale, non devo fare altro che cercare di alleggerire la posizione, quindi cambiare un po' i pezzi presenti all'interno della scacchiera. E in realtà il cambio delle regine dà anche un'altra idea al nero, perché il nero vuole semplicemente avanzare il pedone A e da lì ritornare alla sua idea originale che è questo attacco su B2. Quindi come vedete è evidente che tutti i pezzi neri continuano ad attaccare e questo è fondamentale per quanto riguarda la strategia appunto del giovane Firugia. Ok, Fiere 3 è la mossa della partita, qui è stata fatta una mossa furba, quindi vi do qualche secondo per pensare a cosa può servire torre P4. Ok, immagino che abbiate pensato qualche secondo, forse se non l'avete ancora fatto magari mettete in pausa il video e poi lo fate ripartire proprio tra magari 30 secondi e l'idea è cercare di attaccare questo pezzo indifeso. In che modo? Se io giocassi cavallo a 3 è una mossa che dà scacco e in quel modo io catturo la torre bianca, quindi io voglio cercare di ottenere un vantaggio. Dopodiché la partita prosegue in questo modo, F3 il pedone A va in avanti e voglio andare in A4, scacciare il cavallo bianco e a questo punto poi la partita eh, diventerà totalmente a favore dell'ero con un attacco fortissimo che chiaramente diventerà decisivo. E poi il bianco, dopo una lunga riflessione, ha catturato C4, il nero ricattura e a questo punto ha deciso di entrare in questa situazione che chiaramente è così complessa, così difficile che non entreremo troppo nel dettaglio. Per quale motivo? Perché qui di variabili ce ne sono tantissime. Qui c'è una macchia bianca sul lato di regina perché tutti i pezzi sono da quel lato e qualche isoletta, diciamo così, qualche pedoncino sul lato di re. Cosa deve fare il nero per vincere? Il nero sicuramente per provare a vincere, perché ha buone possibilità di vittoria, deve rallentare la spinta di questi pedoni e deve fare anche molta attenzione al cambio dei pezzi, perché diciamo che se cambiasse questo alfiere per questo cavallo, probabilmente un alfiere con 3 pedoni liberi riescono il bianco riuscirebbe a promuovere. Quindi il nero può cambiare gli alfieri, ma vi dico che non dovrebbe cambiare l'alfiere sul cavallo. Ok, il nero inizia a eliminare dei pedoni e il piano del nero adesso diventa quello di creare un pedone libero. Non sembra così facile, però matematicamente ho 4 pedoni contro 2 e allora sì, se li porti in avanti avverranno delle semplificazioni, quindi 2 pedoni liberi potrei crearli. Allora, questa mossa torre B5 è fondamentale perché crea un fastidio e evita che il bianco possa muovere questo cavallo a causa dell'attacco che abbiamo visto in precedenza, quindi questa coordinazione su B2 è molto forte. Dopodiché il nero ha liberato questa casella per avanzare il pedone. Adesso vado un po' veloce
e vi chiedo di immaginare come il bianco possa migliorare la posizione e come il nero possa migliorare la sua. Abbiamo detto che il nero deve cercare di avanzare i pedoni per creare un pedone libero. Il bianco, anche lui deve cercare un controgioco, però questa coordinazione di torri su due traverse vicine è così fastidiosa che in questo momento non permette al bianco di avanzare i suoi pedoni. Ok, vediamo un po' come è andato in partita. Il pedone è stato messo in G3. Chiaramente se avessi catturato per creare il pedone H libero, comunque sia do un po' di controgioco, perché adesso ho attivato la torre del bianco e ricordiamo anche che l'ideale è sempre creare dei pedoni liberi e se posso creare dei pedoni uniti liberi, quindi due pedoni sulla stessa, su due colonne vicine, perché due pedoni su due colonne vicine saranno difficilissimi da bloccare. Un pedone passato, come in questo caso, diciamo che nei peggiori dei casi metterò un pezzo davanti e quindi rallenterò la sua avanzata. Allora, vediamo un po' come è andato in partita. Quindi B3 attacco la torre, questa torre dovrà andare via ed è tornata proprio indietro sulla traversa 8. A questo punto è il momento di creare un piano. Quindi il nero vuole giocare H4, se può vuole giocare H3. Ad esempio, vi faccio un esempio, diciamo che se questo cavallo per qualche motivo andasse via, probabilmente io continuo così. H3, se lui mi cattura, io mangio qui, e come vedete potenzialmente ho tre pedoni liberi che si aiutano tra loro. Poi chiaramente bisogna un po' calcolare, vedere un po' che succede, perché io in questo momento ho anche aggiunto un attacco su C3, quindi lui dovrà fare questa mossa e magari questo mi permette di fare mosse attive. Tipo alfiere qui, attacco la torre è un pezzo indifeso, l'attacco lo dovrà muoverla, magari andrà qui, e a questo punto gioco F5, poi giocherò F4 e poi la partita sicuramente sarà a favore del nero, molto più facile. Ok, in partita è andata in questo modo e finalmente sono stati cambiati gli alfieri e il piano del nero è quello che vi dicevo prima, quindi cercare di creare due pedoni liberi ed effettivamente ci riesce. Vediamo un po' questa situazione. Andiamo 4 contro 2. E in che modo potrei creare dei pedoni liberi? Sicuramente devo cercare di eventualmente deviare il pedone F, con H3 devio il pedone G e a quel punto mi ritroverò con FG liberi. Quindi questo è il piano che si può intuire. Direi che non è un piano difficile da immaginare, però chiaramente poi subentra anche quella famosissima parte di calcolo, quindi devo vedere un po' che succede, perché se io giocassi H3 in questo momento, devo vedere che può accadere se lui mi cattura di torre, oppure se mi cattura di pedone, oppure se non mi cattura. Diciamo che se catturasse di torre, io cambio tutto e ho creato già un mio pedone libero. A questo punto come potrei vincere? Semplicemente spingendo questo, quindi immaginiamo adesso inizia una corsa di pedoni, io spingo il pedone laterale, spingo questo, tu mi prendi, spingo ancora, attacco il cavallo deve tornare indietro, a questo punto spingo ed è chiaro che questi due pedoni non si possono più fermare. Quindi questo è il piano che cerca di realizzare il nero. Ok, questa è la partita, quindi è stata giocata H3 in partita a questo punto, pedone per H3 e arriva il pedone 4, sono finalmente riuscito a deviare i pedoni del mio avversario e sono anche un po' fortunato o comunque sia la posizione del re del bianco un po' sfortunata perché c'è anche questo scacco di torre fastidioso e a questo punto i pedoni sono riusciti finalmente, come in tutte, diciamo, come in tutte le favole, l'obiettivo finale era cercare di portare due pedoni a promozione, effettivamente il nero ci riesce. Infatti, dopo questa mossa F2 con promozione inevitabile, il bianco ha abbandonato e all'Iresa Firucia ha vinto una partita molto bella. Infatti vi consiglio di rivederla poi con calma, dopo averla vista una volta, e vederla anche con un'altra prospettiva. Già sapete un po' quali sono i piani del bianco e del nero nella Caro-Kann e poi vedere come effettivamente il nero è riuscito a realizzarli. Allora, vi ringrazio per aver visto questo video e l'analisi completa di questa partita la trovate su un gruppo studio di Lichess e al link che vedrete qui, o meglio qui sotto, comunque in basso diciamo
Alla webcam troverete il link per lo studio, potete tranquillamente consultarlo, l'accesso è libero. Grazie a tutti per aver seguito e appuntamento al prossimo video. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!